Tutti ragazzi, come sempre qualche argomento diciamo un po' particolare, come è fatto diciamo se è giusto aiutare gli immigrati, quelli che arrivano con le barche che ultimamente sono stati diciamo non presi, quindi ci sono stati un sacco di morti, chi è rimasto diciamo vittima purtroppo in balia delle acque. Diciamo, secondo voi è giusto non salvare queste persone o non è giusto? Al di là di tutto quello che ci sta, qui si parla di altre cose, poi lasciamo stare quello che accade in Italia con queste persone, con non queste persone, con alcuni di loro, diciamo che così. Sì, ma guarda Michele, stamattina io sul giornale leggevo che sono stati denunciati tutti per crimini contro l'umanità. Quindi tutti Matteo Renzi, diciamo Salvini, Macron, tutti sono stati denunciati dall'AIA per crimini contro l'umanità. In effetti loro, diciamo, ci sono un sacco di morti, cioè ci sono stati oltre 14.500 morti da quando si sono messi in testa di non, giustamente, di non accoglierli nei porti e quindi diciamo di non dare una mano, rimandarli indietro oppure mandarli da qualche altra parte. E quindi hanno cercato proprio una denuncia che poi deve essere approvata. Quindi loro hanno solo fatto questa denuncia all'AIA, giustamente, che però deve essere accettata comunque. Quindi questa è una cosa. Sì, sì, ok, Giuseppe. Quindi secondo voi è giusto o no? Sì, ma quella è la cosa. Che è aumentato la mortalità, sì. A finale lo so che siamo in troppi in Italia, lo so benissimamente. La colpa, semmai, ragazzi, non è stata neanche dei grandi in effetti. Quelli fuggono da guerra, fame, oppure perché lì non stanno bene. Però parliamoci chiari, pure io sono andato in Finlandia a lavorare, eh, pure io sono andato in Germania. Quindi diciamo che tutti quanti vanno fuori per cercare qualcosa di migliore che non ci sta nel nostro paese. Quindi no, la cosa non è, per parte mia non è giusto, è vero che poi si mette, vabbè, med documenti, poi uno si mette a posto con il tempo, si fa. Poi giustamente pubblichi fatti privati, cosa fatti privati? Questo è un argomento generale, non sono fatti privati. Questo è tipo un sondaggio di fatti privati e qui non ci sta nulla. Quindi ragazzi, ripeto, secondo voi è giusto o non è giusto? Secondo me non è giusto da parte mia, cioè bisogna accoglierli, poi vedere la migliore soluzione, ma non lasciarli i barconi in alto mare e con donne e bambini, questo non è giusto. Poi giustamente si dividono, è normale, se arrivano 1.000 facciamo un po' come si dice, facciamo un po' ciascuno, un po' in Francia, un po' in Italia, un po' qui, un po' lì, poi i oggetti che sono pericolosi, che danno fastidio, allora, perché qui se ne arrivano 100, ma 80 vanno, si mettono all'opera per vedere come lavorare e 20 si mettono a fare gli stolti. Se mi dici qualcosa, non lo so, dimmi che cosa. Sì, sì, Michele, quella è la cosa che bisogna fare. Quelli là sono più pericolosi, allora giustamente tu li rimpari, li porti nel loro paese, basta. Quelli che giustamente si comportano bene, stanno qui, cerchi di metterli in regola.
Sì, Roberta, ma se fai capire che cosa ho detto, io ti rispondo subito, non è un problema. Di che argomento? Non lo so. Quindi ragazzi, secondo me da parte mia è sbagliato agire così. No, ti dico la verità, non l'ho mai... Conare, no, non l'ho sentito, ti dico la verità. Ma devo informarmi perché poi ragazzi non è che io so tutto, eh. Cioè, ciò che tu stesso pubblichi, eh sì, ho capito, e i video faccio. Poi se mi dici chiaramente cosa, io ti rispondo. Dimmi esattamente che cosa vuoi sapere, io te lo dico. Un video di stamattina, forse vedo alla lungomare. Ti riferisci a quello? Sì, ma guarda, le elezioni sono state viste per questo motivo qui. Tutti quanti hanno, siccome hanno problemi, molti hanno problemi, anche a Salerno qui ci sono stati casini con gli immigrati, eh. Allora giustamente quando uno va a votare dicono oh Salvini quelli li manda a casa. Allora diventa automatico farlo. Però non è buono, cioè io quello che dico, tu falli venire, poi le mele marce ragazzi, si portano di nuovo a casa. Cioè questo è il video che voglio far capire, questo è un sondaggio in effetti, io perciò ho scritto così. Cosa pensi sia giusto o no? Anche se lo so. Allora, se vuoi sapere, te dico io che cosa vuoi sapere. Io stamattina sono andato in tribunale perché la signora che sei tu, sicuramente, che dal 28 di agosto in continua a molestare, diciamo così, la parola bella italiana, continua. Io ho provato in tutti i modi a essere gentile, di farla finita, ma non ti preoccupare perché a giorni la signora verrà presa. Quindi la pacchia è finita. Siamo arrivati, come si dice qua a Salerno, alla frutta. Ho provato a fare ragionare questa persona, non ne vuole sapere. La giustizia farà il suo corso. Solo che mi sono dovuto muovere per andare dal giudice, che è una donna poi, e a breve questa persona misteriosa, come si dice, non diventerà più misteriosa, se è questo che ti vuoi riferire. Quindi, però io sto parlando di un'altra cosa. Vabbè, io ti ho detto qual era questa cosa qui che tutti quanti sanno in effetti, vedono nei video che quando faccio un video esce questa signora e scrive e io cancello puntualmente, quindi non è una cosa privata, è una cosa privata. Io faccio una diretta e quella incomincia a fastidire. Io faccio un video e quella mi tormenta di messaggi. Ne ho stampati a migliaia, guarda, eh. Quindi ho migliaia e migliaia di prove. Ricevo oltre 100 telefonate al giorno, tu lo sai, a parte i messaggi, tutti stampati e portati alla procura. Quindi non è un fatto che secondo me al di là di questo fatto che stavamo parlando, sì, no, no, io non ho detto una cosa, io ho detto semplicemente sono andato al tribunale per fatti miei personali, poi siccome a lungomare è vicina, sono andato a fare una bella ripresa. Non ho detto nulla di strano. Quindi ho detto sono andato a fare una cosa, stavo vicino al mare, ho detto vado a riprendere il mare perché il tribunale passi la strada, ci sta il mare. Ma non ho detto nulla di che poi sto dicendo la verità in questo video, non è che dico se una persona ti tormenta per 10 mesi. No, no, ma io non ho detto niente di strano, guarda, ma
A me non mi interessa, la giustizia farà il suo corso come è giusto che sia, quindi non mi interessa proprio. Quindi ragazzi, voi lasciatemi un commento sul video. Secondo voi è giusto aiutare gli immigrati o lasciarli così in mezzo al mare? No, Michele, guarda, questa signora che sta scrivendo è lei, guarda. Io lo so benissimamente, figurati. Questa signora che ora sta commentando insieme a noi in questo video è lei. Io lo so benissimamente. Solo che la signora ha i giorni contati, ma davvero. Quindi non predico il razzolo male, stavolta razzoli male tu. Io ho detto, vedi che è penale, non è civile. Quindi aspettati la sorpresa. Michele, guarda, ti giuro, dal 28 di agosto mi tormentano sul mio canale, non conosco questa persona, non la voglio sapere e praticamente sono dovuto andare a fare ricerca, diciamo, con la polizia postale, ma un casino di giù, ma per arrivare a questa c'è stato bisogno di un casino, ho dovuto muovere avvocati, ma non esiste. Però alla fine ci siamo riusciti, quindi è questo l'importante, che il PM ha risolto la situazione. Il PM Michele ha detto, oh Michele, ti posso dire una cosa, il PM ha detto solo due parole, o non sta bene e quindi va aiutata, la verità, ha detto così stamattina, oppure qualcuno lo fa di proposito, quindi poi vedrà quale sarà delle due. Quindi io non ho detto niente di particolare, ho detto semplicemente in un video che sono andato alla lungomare perché stavo facendo un servizio personale. Cosa ci sta di strano? Perché questa signora sta scrivendo? Perché si interessa così tanto di questa questione? 89.000 iscritti? Scrive solo una così? O no, Michele? Come mai ha dato fastidio solo a queste signore che non so neanche chi sia? Che bloccherò come finisco il video? Dai, è ridicolo, no? No, ma perché ti disturba tanto? Fammi capire. Sei l'unica su 89.000 persone che si molesta? Ah no, fammi capire. Michele, vedi, mica mi ha detto qualche cosa, gli altri mica mi hanno detto qualche cosa. Perché tu ti riscaldi così tanto? Perché non sei Roberta, questo è il problema. Michele, ti auguro una buona serata. Cancello un attimo questa signora e arrivederci ragazzi.